L'ora della verità per il decreto vaccini scatterà tra circa un mese, quando alla riapertura delle scuole presidi e autorità sanitarie saranno chiamati ad applicare le nuove procedure. Ci stiamo predisponendo, annuncia Franco Conte del Codacons, per assistere nel modo migliore le famiglie preoccupate dal nuovo obbligo. A settembre assisteremo a una serie di richieste, noi a riguardo diamo l'assistenza perché ciò avvenga con i moduli necessari, di preesame sulla compatibilità per i ragazzi del vaccino, perché questo ci pare il minimo che un genitore possa pretendere. Quello che è certo, prosegue il presidente dell'Associazione di tutela dei consumatori, è che applicare il decreto non sarà semplice e il rischio di ingiustizie e discriminazioni difficilmente non si concretizzerà. Io posso prevedere contro di me, contro la mia speranza, come al solito 1000 vie italiane alla soluzione del problema. Cioè ogni scuola, ogni situazione, ogni contesto, ogni ASL finirà per trovare quei punti di equilibrio che tra l'altro rischiano di essere poi differenti tra ASL, scuola e scuola. Ma questa è l'Italia, cioè oramai la certezza del diritto e dei comportamenti rigorosi dai quali si pretende il rispetto è finito. Tutto questo si sarebbe potuto evitare, sostengono dal Codacons, che ha intrapreso alcune azioni giudiziarie contro la legge, se si fosse scelta la strada del dialogo con le famiglie, forti di quell'autorevolezza che si è invece voluta sostituire con l'autorità. Se avessimo delle autorità sanitarie credibili e autorevoli, rispetto alle quali fossimo certi della loro indipendenza rispetto alle famose multinazionali del farmaco, se avessimo una classe politica credibile per le cose che afferma, il problema non si sarebbe posto.